La storica visita di Papa Bergoglio a Venezia, immagini, voce ed emozioni nella lunga diretta di Antenna 3, oltre 500.000 di telespettatori assistito all'evento sulla nostra emittente. È un messaggio per la salvaguardia di Venezia, quello lanciato nel corso della sua visita dal Pontefice. Associazioni e cittadini fanno proprie le riflessioni sul turismo di massa e tutela ambientale. Il Santo Padre tornerà presto in Veneto, presentato a Verona il programma della visita in calendario il 18 maggio, eventi a San Zeno e all'Arena, pranzo con i detenuti a Montorio, poi la messa allo stadio. Rogo al ristorante Newport di Viale Adriatico a Lignano, in fiamme il tetto, danni ingenti alla struttura, l'incendio a pochi giorni dall'apertura, 2 gli intossicati. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Treviso, falsi appalti di lavoro al mercato agroalimentare di Padova, 29 imprese coinvolte, 30 denunciati, ma al MAP si difendono. È approdata oggi alla Camera, dopo l'ok del Senato, la riforma Calderoli sull'autonomia differenziata. A presentarla in aula il padovano Stefani, ma è già scontro totale. È Vicentina la montagna russa più alta e veloce al mondo, 193 km/h. La trazione inaugurata in un parco divertimenti in Ohio, negli Stati Uniti. E allora veniamo alla visita di Papa Francesco ieri a Venezia con la lunga diretta di Antenna 3. Quasi 500.000 di telespettatori ha assistito all'evento storico sulla nostra emittente. Con la voce, dai! L'abbraccio di Venezia a Papa Francesco, una giornata storica fatta di immagini e parole, di emozioni e sguardi, che Media Nord-Est ha raccontato in 7 lunghe e intense ore di diretta, cucendo intorno alle tappe ufficiali della visita del Santo Padre in Laguna un orlo ricamato con le voci, i volti, le sensazioni della gente del nostro territorio. Ancora una volta vicini a voi, dentro alle storie di ciascuno che diventano la storia di tutti. Un grande impegno giornalistico, tecnico e umano, a cui voi da casa avete assistito e partecipato in tantissimi, come prova il grafico in cui la linea rossa rappresenta come sempre gli ascolti di Antenna 3. Oltre 500.000 di telespettatori hanno seguito la diretta tra le 7 del mattino, quando è iniziata l'edizione straordinaria, e le 14, quando Venezia è ritornata alla sua quotidianità, con nel cuore la consapevolezza di un'esperienza straordinaria. Una domenica eccezionale per le televisioni del gruppo Media Nord-Est, che nell'arco della giornata hanno registrato oltre 830.000 telespettatori, quella che a Venezia abbiamo vissuto insieme a voi, avvicinando il Pontefice e facendolo parlare ai nostri microfoni. Come sa, posso chiedere l'abbraccio di Venezia, come l'ha trovato? Un po' fresca. E questa visita in carcere? Il carcere è una preferenza per me. Sa che tutta Venezia prega per lei? Benissimo. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. E adesso i giovani? Cosa dirà ai giovani? Avere del coraggio come questi qui che erano bravi. Grazie. Grazie. Dal toccante incontro con le detenute alla Giudecca al dialogo con gli artisti nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dall'affettuoso scambio con i giovani della salute fino alla messa in piazza San Marco, voi con noi in un crescendo di emozioni e sullo sfondo quello scrigno di bellezza che è Venezia. Ed è stato un messaggio per la salvaguardia di Venezia, quello lanciato nel corso della sua visita da Papa Francesco, che ha parlato delle tante questioni della città, dalla gestione del turismo di massa alla tutela ambientale. Ci ha anche un po' stupito che in un momento così importante, così internazionale come può essere un evento di una messa in piazza San Marco a Venezia, sia andato così nello specifico di una problematica che noi purtroppo viviamo quotidianamente. Il giorno dopo la visita di Papa Francesco, piazza San Marco torna lentamente verso la normalità. Metà delle sedie che occupavano l'intera area sono state rimosse e lo spazio di fronte alla basilica torna ad affollarsi di turisti. La presenza del Pontefice è stata veloce ma intensa, offrendo messaggi e spunti di riflessione che hanno riguardato anche lo specifico di una città particolare e fragile come Venezia. Ha toccato i nostri cuori quando
ha iniziato a parlare della fragilità non solo fisica di una città fragile come appunto Venezia, ma anche di quello che è la fragilità delle persone, di chi la città la vive, della necessità di trovare un giusto equilibrio tra turismo e cittadini. Se Venezia è una città fragile, Claudio Vernier è presidente dell'associazione Piazza San Marco, cioè della sua parte più fragile, di quella che dal turismo di massa alle acque alte deve fronteggiare problemi che qui risultano amplificati. Cosa rimarrà di questo messaggio secondo lei? Io spero che questo messaggio sia riuscito a parlare veramente ai cuori delle persone, a chi certe decisioni le può prendere. Noi sicuramente ci faremo forza di queste sue parole, perché ci dà il coraggio e la forza di continuare in una direzione che evidentemente non è un qualcosa che vediamo solo noi, ma che va oltre. E Papa Francesco ritornerà presto in Veneto. In mattinata è stato presentato il programma della sua visita a Verona il 18 maggio. Di fatto un'intera giornata di appuntamenti. Il Santo Padre incontrerà prima il clero e i giovani a San Zeno, quindi si sposterà all'Arena, da lì al carcere di Montorio per il pranzo con i detenuti. Infine si sposterà allo stadio Bentegodi, dove alle 15 celebrerà la Santa Messa per ripartire verso il Vaticano alle 16:45. Adesso siamo alla cronaca. A Rogo, al ristorante Newport di Lignano Sabbiadoro, in fiamme il tetto e danni ingenti alla struttura. L'incendio a pochi giorni dall'apertura. L'attività ormai pronta all'imminente apertura estiva è un rogo che in pochi minuti ne danneggia abbondantemente la struttura. Attimi di paura attorno a mezzogiorno a Lignano Sabbiadoro per un incendio che ha coinvolto il ristorante Newport di Viale Adriatico, locale situato dietro all'hotel Marina 1. Il rogo era visibile a diversi chilometri di distanza, tanto dalla bassa friulana quanto dal vicino Veneto. Noi alle 12:30 sono stati attivati circa, minuto più, minuto meno, che dalla sala operativa che c'era questo incendio, si vedeva del fumo e c'era gli operatori qua della Marina che hanno iniziato anche l'operazione di spegnimento, che aveva questo incendio che stava interessando il ristorante. Nel corso dei lavori utili a rimettere in moto l'esercizio commerciale qualcosa è andato storto e le fiamme hanno cominciato a levarsi al cielo. Una decina le persone presenti, uscite prontamente dal ristorante. 3 addetti della vicina d'Arsena sono saliti sul tetto completamente in legno per cercare di spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei pompieri. 2 di loro intossicati hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e sono stati trasportati in ospedale, nessuno in gravi condizioni. I danni sono notevoli perché tutta la copertura è stata interessata e soprattutto la parte della cucina con tutte le attrezzature varie ed eventuali. Adesso vedremo, insomma. Il rogo attorno alle 15 era sotto controllo, ma l'operato dei vigili del fuoco è proseguito per tutto il pomeriggio al fine di scongiurare eventuali focolai. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei pompieri e dei carabinieri intervenuti per i rilievi di legge. Il pensiero va ai titolari che ormai erano pronti al taglio del nastro stagionale. Un uomo di 35 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi nella zona industriale di Verona. La vittima era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un'automobile perdendo la vita a causa dei gravi traumi riportati. Sul posto, oltre agli operatori del SUEM, sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco. È il 4º incidente mortale in meno di 2 settimane nel veronese che vede scooteristi come vittime. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Treviso, falsi appalti di lavoro al mercato agroalimentare di Padova, 29 imprese coinvolte, 30 denunciati. Abbiamo scoperto che presso il mercato agroalimentare di Padova numerose imprese di fatto utilizzavano manodopera attraverso falsi contratti di appalto che abbiamo stimato in circa 18 milioni di euro. È quanto emerso dall'indagine della Guardia di Finanza di Treviso partita nel gennaio 2023 su 2 imprese fiscali del territorio attive nel settore della logistica. 29 in totale le imprese coinvolte.
volte. Tra queste le 2 trevigiane e altre 27 aziende committenti dislocate tra le province di Padova, Rovigo e Venezia, di cui 23 operanti al mercato agroalimentare di Padova. Abbiamo quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso 30 imprenditori per il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera e abbiamo anche erogato sanzioni fino all'ammontare di 2,5 milioni di euro. In pratica utilizzavano i lavoratori che erano alle dipendenze delle 2 imprese appaltatrici trevigiane al loro piacimento, questo per evitare l'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le 2 società appaltatrici avevano infatti il compito di fornire i lavoratori. Una delle 2 era stata costituita al solo scopo di assumere con contratti a tempo determinato il personale giunto al limite massimo di rinnovi contrattuali legalmente previsto, aggirando così la normativa a tutela dei lavoratori. Una novità che è emersa nel corso delle indagini è che i lavoratori al centro delle indagini sono stati quasi tutti assunti dalle imprese committenti. E la risposta del presidente del MAP di Padova dopo l'indagine della Guardia di Finanza. La dirigenza del mercato agroalimentare di Padova si definisce estranea all'indagine della Guardia di Finanza di Treviso, che ha scoperto falsi contratti d'appalto che riguardano cooperative che a loro volta sono impiegate da alcuni grossisti che operano all'interno dell'area del MAP, coinvolto dunque suo malgrado dall'inchiesta. Come mercato in sé, come istituzione, come società MAP, noi siamo concessionari dell'area mercatale che è di proprietà del Comune e subconcedenti ai vari operatori. Naturalmente è come fossimo degli amministratori di condominio, non è che possiamo entrare nel merito specifico di come ogni condomino agisce. Nel mirino dei finanzieri fatture per operazioni inesistenti da cui è scaturita la detrazione falsa di IVA per 1.400.000 euro, ma il tema delle cooperative, sostiene Liccardo, va affrontato a livello nazionale. Ci sono dei meccanismi che vanno rivisti sul piano proprio legislativo e sul piano delle prassi, perché chiaramente poi nel tempo si stratificano delle prassi che magari non sono corrette. Questo sarà un compito poi di chi deve giudicare e valutare. Per quanto ci riguarda, noi quello che abbiamo messo in campo, stiamo mettendo in campo, è una grande attenzione anche a mettere in campo tutti gli strumenti che possano garantire la legalità in tutti i suoi aspetti. A giorni presenteremo anche il primo bilancio di sostenibilità, cui non saremo neanche tenuti, ma lo facciamo proprio perché abbiamo una considerazione ampia del tema sostenibilità che va dalla sostenibilità ambientale a quella economico-finanziaria e a quella etica. La politica, perché è approdato oggi alla Camera dopo l'ok del Senato la riforma Calderoli sull'autonomia differenziata. A presentarla in aula il leghista padovano Stefani, ma è già scontro totale, provvedimento storico, dice Zaia, cancella la Costituzione per la CGIL, sit-in di protesta dei 5 Stelle. Sono convinto che questo disegno di legge porterà a un'Italia diversa, porterà un protagonismo delle comunità locali, porterà finalmente la garanzia di una maggiore efficienza e di un'assunzione di responsabilità. Oggi è un grande giorno per chi crede nei territori, per chi crede nelle comunità, per chi crede nell'efficienza, per chi crede nella libertà. E anch'io stesso, oltre a sentirmi europeo, oltre a sentirmi italiano, mi sento orgogliosamente veneto, mi sento orgogliosamente appartenente alla mia comunità. A lanciare la sfida a quello che lui stesso definisce modello centralista è il padovano Alberto Stefani, segretario della Lega in Veneto. Parte dalle sue dichiarazioni la prima giornata del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata a Palazzo Montecitorio. Un altro veneto, il presidente dell'Aula, il veronese Lorenzo Fontana, aveva rassicurato poco prima l'impegno a garantire l'onore della Camera contro quelle che l'opposizione, in particolare il Partito Democratico, ha denunciato come vere e proprie forzature da parte dell'esecutivo su tempistiche e rispetto dei regolamenti. Ma la questione non è solo di forma. Fuori dai palazzi il sit-in del Movimento 5 Stelle con le parole di fuoco del leader Giuseppe Conte. Con l'autonomia questo governo spacca il paese, condanna le aree più depresse
ovviamente a maggiori tagli per quanto riguarda ospedali, diritti, servizi alla serie C. E Giorgia Meloni sta svendendo l'unità del Paese per i voti sul premierato, per avere pieni poteri sperando nel premierato. Quindi da patriota a secessionista. La fermeremo, la combatteremo in ogni modo. Da parte sua in aula Stefani difende il provvedimento e parla dei LEP. I livelli essenziali di prestazione sono una svolta, dice, con cui si superano i criteri della spesa storica. Quando si parla dell'introduzione di livelli essenziali di prestazioni, dovrebbero unirsi destra e sinistra. Dovrebbe unirsi tutto l'arco parlamentare, perché stiamo parlando di standard minimi che vengono garantiti in tutto il territorio nazionale. Da oggi si discute un provvedimento che entrerà nella storia, dice il presidente del Veneto Luca Zaia, mentre la CGIL parla di una controriforma che cancella la Costituzione, e i toni nel pieno della campagna elettorale sono solo destinati ad infiammarsi. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta ancora con la cronaca, perché ha dato sue notizie con una telefonata ieri sera alla mamma, la quindicenne scomparsa da mercoledì scorso da Campo San Piero nel Padovano. Sto bene, torno a casa tra qualche giorno. Una conversazione brevissima. Così a Jari Gensare, la quindicenne scomparsa da casa mercoledì scorso, in una telefonata domenica sera alla mamma Feride. Da giorni proseguono le ricerche della giovanissima. Mercoledì pomeriggio era uscita dalla sua casa di Campo San Piero per andare alla scuola serale che frequenta, ma lì in realtà non è mai arrivata. Preoccupatissima la mamma aveva sporto denunce ai carabinieri e lanciato ripetuti appelli, diffondendo foto della figlia e sostenendo si trattasse di un possibile rapimento. Uscita di casa con 2 cellulari, Ajari aveva riacceso a tratti i telefoni, permettendo agli investigatori di localizzare una sua traccia nei pressi della stazione ferroviaria di San Giorgio delle Pertiche, dove in questi giorni era in corso un evento che ha attirato decine di migliaia di persone. Impegnati nella ricerca i carabinieri coordinati dalla prefettura di Padova, che sabato hanno perlustrato l'area nei pressi della casa di Ajari con i cani molecolari, riuscendo a rintracciare lo zaino con i libri all'interno. Ieri sera la telefonata, una notizia confortante, ma a casa Ajari non è ancora tornata. È alto 1,70 m, pesa circa 75 kg, ha lunghi capelli neri spesso raccolti. All'uscita di casa indossava un top nero, un giubbino nero con pelliccia marrone sul cappuccio, pantaloni neri, un paio di Nike bianche con il baffo rosso. Chiunque abbia sue notizie è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine, che stanno continuando le ricerche. Cambiamo argomento. Porta una firma tutta vicentina la montagna russa a triplo lancio più alta e veloce al mondo, quella dell'azienda di Altavilla, sempre in provincia di Vicenza, costruttrice di giostre meccaniche Zamperla. Sogni e brividi che si trasformano in realtà con i vagoni del Top Thrill 2, inaugurato nel parco divertimenti di Cedar Point in Ohio, che viaggia a 193 km/h. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, si avvicina gradualmente una perturbazione, tuttavia martedì 30 aprile il tempo sarà ancora buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tanto sole un po' ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo velato, piogge assenti. Le temperature saranno in aumento, minime tra 11 e 14 gradi, massime comprese tra 24 e 27 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso bel tempo, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ampio soleggiamento un po' su tutta la nostra regione. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime sui 24-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove ci attende un ampio soleggiamento con qualche nube innocua in cielo. Temperature minime sui 10 gradi, massime intorno ai 27. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.